discorso che bisogna arrivare assolutamente alla spesa diciamo corrente e non più alla spesa storica, perché il problema oggi di questo Stato l'avevi detto, quindi al di là delle bandiere, perché c'è chi potrebbe essere un po' più contento ma non tanto della situazione che non altro per quel che riguarda il partito, ma certamente il problema oggi Italia e quindi anche Veneto è che noi dobbiamo assolutamente incentivare questo governo ad arrivare assolutamente al più presto a mettere in atto discorsi di spesa corrente e non più di spesa storica, perché in questo Stato vengono premiati coloro che sforano, coloro che non agiscono. Mi scuso con Achille e con i colleghi per il ritardo, ringrazio Achille per aver indetto questa conferenza stampa. Allora non avevamo la presentazione del calendario di B, quindi purtroppo ho cominciato in ritardo. Ma guardando io dico il dato della mia città, ma credo che poi valga per tutti i colleghi. Al di là di quelli che poi sono i dibattiti in aula quando c'è l'approvazione del bilancio, dove ognuno ha la sua posizione che gli dice dovevi abbassare questa aliquota, dovevi fare quest'altro, poi il problema è uguale per tutti, nel senso che i conti dei comuni ormai non si fa fatica a farli tornare e si rischia una battaglia fra una guerra fra poveri quando in realtà l'avversario è al di fuori. Il Comune di Verona quest'anno dovrebbe ricevere di restituzione, perché pagare i trasferimenti è eccessivo, di restituzione di tasse da parte dello Stato centrale, a dire al Comune ti tieni i tuoi soldi, non devi dire ti prendi anche lì una seconda casa, ma perché lo Stato fa questo? Fa questo perché in realtà si riserva la possibilità, come ha fatto con la spending review, di tagliare ulteriormente e quindi mentre già con la cosiddetta manovra salva Italia eravamo arrivati a zero, cioè il rapporto fra quello che tu paghi in tasse allo Stato come città e quello che ti torna è zero. Perché prima appunto si doveva ricevere per quest'anno 44 milioni di euro, considerate che la città di Verona versa a parire IRPEF per più di 1 miliardo all'anno, 1 miliardo e 100 circa allo Stato. La città nel senso i cittadini e le imprese. Tornavano questi 44 milioni e adesso lo Stato si riprende attraverso l'IMU, quindi di fatto quello che uno paga in tasse allo Stato resta tutto allo Stato e i comuni funzionano su tassazione aggiuntiva. Però appunto c'è questa fregatura che in realtà anziché dire chiudiamo a zero e ti arrangi come comune per i fatti tuoi, invece ti do questi 44, me li riprendo attraverso l'IMU e su questi 44 posso tagliare ancora. E con la spending review hanno fatto quello, nel senso che hanno chiesto ulteriori sacrifici ai comuni in maniera lineare, quindi chiedendo a tutti in percentuali uguali chi ha di più e chi ha di meno, chi spreca, chi invece è virtuoso, per poi fare una parziale retromarcia con quel trasferimento di risorse alle regioni, che poi in realtà anche quello è stato addirittura sperequato alla rovescia, nel senso che i virtuosi hanno preso ancora di meno e gli spreconi hanno preso di più, e quindi siamo in una situazione veramente di grande iniquità, dove si è detto anche a Roma, quando siamo trovati nei giorni scorsi con i colleghi, si potrebbe essere costretti a sforare il patto di stabilità e il patto di stupidità, perché pone dei vincoli talmente stupidi che bloccano l'economia, bloccano le imprese, bloccano i pagamenti, è veramente una cosa che sta andando al di là del buon senso. È chiaro che se si decide di fare questo non lo si deve fare in una battaglia isolata, ma se ci si porta alle estreme conseguenze deve essere un ragionamento che si fa tutti assieme in maniera tale da far capire allo Stato che c'è una situazione insostenibile e che si deve confrontare con i comuni uniti in questa battaglia. Ecco, nessuna fuga in avanti, ma un ragionamento per quello. Non saprei neanche cosa aggiungere perché hai fatto una sintesi secondo me perfetta. Adesso abbiamo capito, insomma, in Italia l'ultima manovra, quella chiamata spending review, invece di essere una manovra che punta a risparmiare attraverso una serie di riduzioni, di uscite, insomma, di sprechi, chiamiamoli, è un taglio che presume in qualche modo lo spreco, ma anticipa intanto i soldi che lo Stato si trattiene nei confronti dei comuni. Ed è una cosa assolutamente iniqua, perché viene a bilancio già, perché intanto tradisce il titolo. Non è una revisione della spesa, ma è molto più semplicemente un ulteriore taglio. Poi avviene a bilanci iniziati, quindi con spese già in corso, e in alcuni casi noi decidiamo spese che durano un intero anno. Non è che decidiamo adesso una spesa
spesa per il mese e quindi pensate a cosa è dovuto, insomma, non è che possiamo ridurre le uscite a piacere se non avvengono dei reali risparmi e non dei risparmi presunti. E poi è iniquo perché i comuni hanno già tante volte subito dei ridimensionamenti e dei tagli,